Pronti? 1, 2, 3. Valido il primo tentativo con veloce Caribalilla che va al comando, ha sbagliato solista Desi. Caribalilla in vantaggio nei confronti di Conan De Greppi che cerca posizione perché è rimasto allo scoperto. Poi allo steccato c'è Zarina d'Amore che precede Zemellino come al solito velocissimo nella giravolta. Quindi Vischio Holz che risale al largo anticipando le mosse di BB King dei Veltri, sfila a condurre dopo 400 metri Conan dei Greppi. Se ne vanno i primi 400 in 30 e mezzo, con Conan dei Greppi al comando, Caribalilla nella sua scia, poi Zarina d'Amore, quindi Zemellino, Vischio Holz al largo che tiene chiuso BB King dei Veltri e poi alla retroguardia Becky Black Dante. I primi 600 se ne sono andati con una frazione in 15-2 in 45-6. Adesso Vischio Holz va con decisione su Conan dei Greppi. Prova ad attaccarlo dopo 800 metri in 1 minuto e 9 decimi per capire anche le intenzioni di Matteo Zaccherini che aveva rallentato, che però vuole ovviamente correre al comando. Rimane di fuori Vischio Holz, nella sua scia c'è BB King dei Veltri. Seconda posizione allo steccato è sempre per Caribalilla che precede Zarina d'Amore, alla retroguardia Zemellino. Terza pariglia di fuori per Becky Black Dante. Se ne è andato 1 chilometro in 1:15:9 con Conan dei Greppi in vantaggio, Vischio Holz di fuori, Caribalilla allo steccato, 14,4 davanti alle tribune, segno che Conan dei Greppi cammina per cercare di tenere a distanza quelli che vengono di fuori. Vischio Holz in particolare perde qualche battuta alla corda Caribalilla che sembra stentare a tenere la scia di Conan dei Greppi che con una frazione in 14,6 ha guadagnato una lunghezza su quelli allo steccato. Vischio Holz sempre all'esterno, al salchi del leader, poi BB King dei Veltri quando siamo sulla retta opposta alle tribune che se ne va in 14,5, 1,59,4 il miglio da parte di Conan dei Greppi che cerca la fuga da Vischio Holz, Caribalilla e BB King dei Veltri. Conan dei Greppi ancora in vantaggio, Vischio Holz che cerca di non perderlo di vista, ma Conan accelera ancora, 14,4 anche per la curva, è in vantaggio Conan dei Greppi, arriva Vischio Holz al largo che insiste, Conan si difende, Vischio che attacca, Vischio Holz e Filippo Monti vincono nei confronti di Conan dei Greppi. Al terzo posto Zarina d'Amore, 28,7 a chiudere, 1,14,8 per la testa, vale intorno all'1,14 2000 metri per Vischio Holz, Filippo Monti, Augusto Borghetti e la proprietà di Filippo Monti ancora una volta in giornata di Gran Premio. Vischio Holz le ultime 3 le ha vinte tutte in giornata di Gran Premio e sempre con Filippo Monti. Successo meritatissimo per i 9 anni da Equinox B, davvero intramontabile. Secondo corre molto bene Conan dei Greppi, al terzo Zarina d'Amore.